Tragedia nella notte lungo l'autostrada 13 Bologna-Padova, distrutta un'intera famiglia di Schio, mamma, papà e la figlioletta di appena 5 mesi. Schio e Isola Vicentina sono due comunità sconvolte dalla notizia della morte di Anna, Daniele e della loro piccola Diletta. La loro era una storia d'amore come quella dei film, racconta chi li conosceva. Drammatico schianto ieri sera in autostrada 4 tra i caselli di Cessalto e San Donà, coinvolte 2 auto e un furgone, perde la vita un 36enne di Mira, in gravi condizioni un bambino di 7 anni. E nel pomeriggio un violento scontro da Nonno e Veneto, coinvolti un'auto e un furgone, 5 le persone rimaste ferite e una sarebbe grave. Prendere lezione e guardare avanti, così oggi a Belluno il segretario di Stato Vaticano Cardinale Parolin durante l'incontro istituzionale organizzato ad un anno dalla tempesta Vaia. Questa sera dalle 21:15 il documentario Veneto in ginocchio, realizzato dalla nostra emittente, voci, racconti, immagini e suoni dei giorni terribili della tempesta Vaia. Venezia presa d'assalto per il ponte di Ognissanti nonostante le condizioni meteo poco favorevoli. L'economia respira ma i residenti protestano, battelli strapieni e difficoltà a camminare tra le calli. Edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati. In primo piano lo avete sentito anche dai titoli, la cronaca con una serie di incidenti che si sono consumati sulle nostre strade tra ieri sera e questo pomeriggio. Iniziamo dalla tragedia della notte scorsa lungo l'autostrada A13 Bologna-Padova. A perdere la vita un'intera famiglia composta da mamma, papà e dalla loro figlioletta di appena 5 mesi. Stavano rientrando a casa a bordo del loro camper dopo qualche giorno di ferie. In un attimo la tragedia. Le vittime sono Anna Pieropan, 29 anni, il marito Daniele Miniati, 32 anni e la loro figlioletta Diletta di appena 5 mesi. Un'intera famiglia distrutta. Abitavano a Isola Vicentina, si erano sposati nel 2017 e pochi mesi fa dal loro amore era nata la loro prima figlia. Il gravissimo incidente la notte scorsa all'altezza di Saletto Bentivogli in provincia di Bologna. Secondo la ricostruzione della polizia stradale, il camper, promotiva al vaglio delle forze dell'ordine, è stato tamponato violentemente da una Ford Fiesta guidata da un 19enne di Napoli. L'utilitaria è finita fuori strada a metà del camper, prima ha urtato il guardrail, poi si è capovolta in mezzo alla carreggiata, dove è stato preso in pieno da un pullman. Nulla da fare purtroppo per la famiglia. Altre 4 persone sono rimaste ferite ma non sono in gravi condizioni. A bordo del bus viaggiava invece una comitiva di una 50ina di ragazzi di Pordenone, tra i quali alcuni minorenni che stavano rientrando da una gita al Luca Comics. I conducenti dei 2 veicoli che hanno tamponato il camper sono stati sottoposti ora al test per accertare l'eventuale assunzione di alcol o droga. Entrambi sarebbero indagati per omicidio stradale. Alla guida della Ford Fiesta c'era un 19enne di Napoli neopatentato, ha conseguito la patente a maggio 2019, mentre il conducente del pullman è un 53enne originario dell'ex Jugoslavia e residente in Italia. La tragica notizia è arrivata a Schio, dove abitano i genitori di Anna, e Isola Vicentina, dove risiedeva la famiglia, lasciando 2 comunità impietrite dal dolore. Su Facebook le foto del matrimonio di Anna e Daniele, i volti felici, una vita la loro che si era riempita d'amore con la nascita di Diletta. In un attimo, forse per una disattenzione, è stata distrutta una famiglia, cancellando per sempre i sogni e le speranze di 2 neogenitori e della loro piccola. E oggi siamo andati a Schio e Isola Vicentina, dove la coppia, la famiglia era molto conosciuta, Isola Vicentina dove si sarebbero trasferiti da qui a breve. Il dolore delle 2 comunità ha presa la notizia. Veramente sconvolgente. E Anna era il sole e la sua bimba era il suo raggio. Diletta si chiamava, quindi è una famiglia distrutta. Sembra difficile. La notizia della tragedia ha sconvolto la comunità di Schio. Qui era nata Anna Pieropan 29 anni fa e qui vivono ancora i suoi genitori, Roberta e Luigi. Mi metto un po' nei panni della famiglia, ne ho una che ne ha 17 e mi viene il panico. E proprio dai genitori si è subito recato il sindaco di Schio a portare conforto e solidarietà. Abbiamo portato giustamente anche la nostra vicinanza alla famiglia e messo a disposizione quello che possiamo fare anche per supporto psicologico per affrontare questo difficile momento. Con il sindaco anche l'assessore Barbara Corzà,
rivelato che era stata compagna di studi di Anna. Anna era una persona solare, piena di vita e sempre disponibile nei confronti di tutti, una ragazza davvero dal cuore grande che si faceva in quattro per gli altri. Sì, una famiglia molto stimata, molto impegnata, ben voluta da tutti, erano impegnati nella ristrutturazione di una piccola casa immersa nel verde e quello sarebbe stato il loro nido. Ed eccolo qui il nido dove si erano trasferiti Daniele ed Anna poco meno di 2 anni fa. Stavano ristrutturando ancora con pazienza ed amore questo rustico tra i colli di Torreselle, frazione di Isola Vicentina. Qui era arrivata Diletta, ad attenderli invano il loro cane. Qui oggi il sindaco ha immediatamente comunicato a tutti la notizia. Stiamo valutando l'opportunità del lutto cittadino, che è comunque un sentimento di vicinanza che credo sia da valutare anche con la comunità di Sovizzo e di Schio, da cui i ragazzi erano originari. L'arrivo di questi giovani non era passato inosservato. Quando ho visto la coppia di Anna e Daniele ho visto una coppia felice, quelle per cui si può anche provare delle sane invidia. Devo dire che la loro è stata una storia come quella dei film. Ieri sera invece lungo la A4 tra Cessalto e San Donà un violento scontro tra 2 auto e un furgone è costato la vita ad un 36enne di Mira, grave in ospedale un bambino di 7 anni. È stato uno scontro terribile, quello che non ha lasciato scampo ad un 36enne di Mira, morto in un incidente stradale lungo la A4. Ferito anche un bambino di 7 anni, trasportato urgentemente all'ospedale di Treviso, ed una donna. È un bilancio drammatico, quello dell'incidente stradale tra 2 automobili ed un furgone, avvenuto attorno alle 23:30 della notte scorsa lungo l'autostrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia. Secondo una prima ricostruzione fornita da Autovie Venete, che aveva subito disposto la chiusura del tratto tra i 2 caselli per consentire alla polizia stradale di effettuare i rilievi e ancor prima, soprattutto al personale medico del 118 di intervenire, un'auto ha toccato prima il guardrail laterale, poi è carambolata al centro della strada, quindi è stata centrata dal furgone. Nonostante i soccorsi, i sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo che si trovava al volante di una delle 2 auto coinvolte. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di San Donà e Motta di Livenza, il personale di Autovie Venete e i soccorsi meccanici. Il tratto autostradale è stato riaperto attorno alle 3 di notte. Restiamo nel veneziano con un altro ennesimo incidente accaduto nel pomeriggio ad Annone Veneto. A scontrarsi un furgone ASVO della società Ambiente e Servizi Veneto Orientale e un'auto. Il grave incidente è avvenuto lungo via Fosson sulla strada che da Annone porta a San Stino. 5 le persone rimaste ferite, di cui una in gravi condizioni che è stata trasportata all'ospedale di Treviso. Gli altri feriti sono stati portati con le ambulanze ai nosocomi di Oderzo e Mestre. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma sembra che uno dei veicoli abbia perso aderenza finendo contro l'altro mezzo che proveniva in senso opposto. Sul posto, come detto, i sanitari del SUEM, i carabinieri e i vigili del fuoco. Torniamo invece alla tragedia di Musile di Piave, 2 famiglie distrutte dal dolore, quella della giovane vittima, la 18enne di Castelfranco Veneto, Giulia Zandarin, e quella di Alberto Antonello, il fidanzato di 19 anni che sta combattendo tra la vita e la morte all'ospedale di Mestre. Fulvio Ervas, scrittore che da anni conosce bene la famiglia del ragazzo, racconta: domani andrò ad abbracciare il papà Franco, non ci sono parole. Una tragedia immensa dove le parole lasciano spazio solo al dolore. 2 famiglie distrutte, quella di Giulia Zandarin, appena 18 anni, morta sul colpo e nello schianto di giovedì notte, e quella di Alberto Antonello, 19 anni, che sta combattendo all'ospedale di Mestre, dove si trova nel reparto di rianimazione. 2 giovani come tanti, una serata con gli amici, l'allegria e la spensieratezza di quest'età. Ho visto Alberto e anche la Giulia, l'ho visti alla Mostra di Venezia, quindi avevo insomma l'immagine. La testa è stata una cosa tremenda, quindi adesso domani torno e proverò a fare un salto a Franco e vedere insomma com'è la situazione.
La famiglia di Alberto era nota perché il papà Franco aveva deciso di portare l'altro figlio, più grande, affetto da autismo, in un viaggio in America in moto. Un'esperienza che era stata raccontata in un libro scritto da Fulvio Hervas, Se ti abbraccio, non aver paura, e in un film di Salvatoris, Tutto il mio folle amore. Proprio Hervas ci parla della famiglia Antonello già provata nella vita. Assolutamente sì, dice insomma veramente che la vita è una lotteria che ha pochissimi numeri e sceglie sempre sulle stesse persone, insomma voglio dire, più di così in una vita cosa deve trovare, che cosa ancora deve essere testato, no? Quindi insomma grande dolore, deve avere grande amarezza, ma naturalmente per tutte e due le famiglie. Una società, questa spiega Hervas, dove sempre di più si è portati a correre, una società che ti spinge ad avere sempre più adrenalina. Secondo me qui dobbiamo rallentare, nel senso che c'è una società che ci educa a correre in tutti i sensi e queste generazioni, correvamo anche noi, non avevamo un motorino, qui il problema è che tutto è diventato così veloce che anche il rischio di vita è diventato maggiore. Non ci sono parole per una tragedia così grande. Ma tanto un abbraccio, se riesco a vederlo, che non sia solo, perché insomma Franco abbiamo condiviso non solo storie, affetti, abbiamo condiviso raccontare la vita, diciamo tutte molte cose. E lo abbraccio e non si dice altro in questo momento bisogna fare i mammiferi che trasmettono calore, poi vedremo dopo che cosa succede. Voltiamo pagina. Oggi a Belluno il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, ha preso parte all'incontro istituzionale organizzato ad un anno dalla tempesta Vaia. Prendere lezione e guardare avanti, perché ogni occasione per fare memoria costruisce il sentiero del miglioramento, ha detto il Cardinale. Credo che venire qui nel ricordo di quanto è successo, legato anche ai cambiamenti climatici e a tutte le trasformazioni che stiamo vedendo nel nostro mondo, possa essere un segno molto forte, insomma, oltre che un gesto anche di solidarietà e di vicinanza alla mia gente e alla mia terra. Puntuale alle 10 il segretario di Stato Vaticano varca l'ingresso del Teatro Comunale di Belluno, dove ad attenderlo ci sono i massimi rappresentanti istituzionali. Il Cardinale Pietro Parolin, accompagnato dal Vescovo di Belluno Feltre, è accolto dal Sindaco di Belluno, dal Presidente della Provincia, dall'assessore regionale Giampaolo Bottacin. A un anno dal passaggio di Vaia non si sono certo esauriti la spinta emotiva e il confronto che ancora oggi animano il dibattito sull'origine della tempesta e sul cambiamento climatico, dice Massaro, e alle sue parole si aggiungono i grazie espressi dal Presidente della Provincia Padrin, soprattutto per la grande solidarietà ricevuta da questa terra, e rivolgendosi al Cardinale Parolin dice: la sua vicinanza è un dono prezioso. L'assessore Bottacin ricorda le primissime parole del capo nazionale del Dipartimento di Protezione Civile Borrelli, che evocando un'immagine biblica disse: qui uno scenario apocalittico. Ed è il video realizzato dal team del Centro Servizi Volontariato di Belluno a fissare con immagini e testimonianze la devastazione causata da Vaia. Guardare avanti e prendere lezione da quanto è avvenuto per poter migliorare e svilupparsi. E non ci sono due crisi separate, una ambientale e l'altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. È fondamentale cercare soluzioni integrali che considerino le interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali. Parolin si sofferma sul clima, che è un bene comune, e preservarlo è una sfida per la comunità, sulla cultura della cura contrapposta a quella del degrado e sulla crisi ecologica che impone universalmente un cambio di rotta. Vorrei concludere con una citazione di Papa Francesco: vivere la vocazione di essere custodi dell'opera di Dio è parte essenziale di un'esistenza virtuosa. Anche la tempesta Vaia ci indica che essere custodi dell'opera di Dio richiama un nostro rinnovato impegno personale e collettivo nella costruzione di quell'orizzonte di senso del cambio di rotta di cui abbiamo tanto bisogno. E questa sera su Antenna 3 dalle 21:15 appuntamento da non perdere con il documentario prodotto dalla nostra emittente, che ripercorre i giorni della devastazione provocata da Vaia. Non posso parlare.
disperazione, è partito che... Vaia, 4 lettere che racchiudono la furia della natura, la devastazione del vento e della pioggia. Abbiamo la condizione di una tempesta perfetta. Dal veneziano al bellunese, dal trevigiano al vicentino furono ore, giorni drammatici per il Veneto in ginocchio dopo la devastazione. Il livello storico dell'acqua alta Venezia, la piena del Piave che invase strade e abitazioni, interi boschi cancellati e una montagna che non sarà più la stessa. Ci manca la luce elettrica, ma soprattutto in buona parte del territorio, ma nel mio soprattutto, manca anche addirittura l'acqua. Il vento, hanno detto che soffiava a 120 all'ora, per me soffiava a 220. Se non mi attacco alla ringhiera, volavo anch'io. Il vento forte sta abbattendo moltissime piante in montagna. Non sapevi se erano ancora vivi, se ero capito che c'era ancora, se il municipio era stato portato via. Antenna 3 in quelle giornate a cavallo tra fine ottobre e novembre andò in onda quasi ininterrottamente per informare i cittadini sull'evoluzione della situazione. Ora le voci, i suoni, le immagini, un anno dopo il passaggio di Vaia, sono state raccolte nel documentario Veneto in ginocchio prodotto dalla nostra emittente, in onda stasera dalle 21:15. E 9 anni fa il Veneto visse un altro dramma, quello dell'altra alluvione appunto di 9 anni fa. Il sindaco di Casalserugo, Elisa Venturini, fu un simbolo di quella tragedia che oggi ai nostri microfoni ricorda così. 2 novembre 2010, 9 anni fa. Piove da 2 giorni, il vento di scirocco impedisce al fiume di scaricare in mare. È notte fonda, il Bacchiglione rompe l'argine all'altezza della discarica di Roncaiette a Ponte San Nicolò. Poco dopo l'acqua invade anche Casalserugo, Bovolenta e Maserà. Un ricordo che si rinnova ogni volta, una tragedia che la nostra emittente ha seguito ora per ora, minuto per minuto in quei drammatici giorni. 130 comuni veneti coinvolti, 140 km quadrati allagati, 500.000 cittadini colpiti, 4.500 persone sfollate in Veneto e poi le 2 vittime nel Vicentino. Quando vado in giro per la provincia di Padova, ma anche nel Veneto, le persone quando mi vedono ricordano ancora quegli eventi, ricordano l'alluvione, mi ricordano, proprio perché è stato un evento secondo me anche emozionante, nel senso che ha coinvolto tante persone, perché è stato un dramma quello che abbiamo vissuto. Di quei giorni rimane forte il ricordo dell'impegno dei sindaci coinvolti, che fecero sistema fronteggiando l'evento e ottenendo da Roma risorse economiche per aiutare le famiglie colpite dall'alluvione. E poi il ricordo va alle centinaia di volontari che lavorarono giorno e notte, vigilando gli argini, togliendo l'acqua da case e capannoni, dando conforto agli sfollati. È proprio nei momenti di difficoltà che si creano legami, che si creano rapporti con le persone, quindi quello che è rimasto anche di quell'esperienza drammatica sono anche i tanti legami, i tanti rapporti con le persone, con i volontari di protezione civile. Da allora tante difficoltà ma anche passi in avanti, bacini di laminazione, argini messi in sicurezza, da ultimo il patto siglato da 11 comuni per collaborare sulle azioni da intraprendere. Da quando è successa l'alluvione del 2010 secondo me è cambiata anche la sensibilità in Veneto, è cambiata tra i cittadini la percezione, tra gli stessi amministratori, e quindi da allora secondo me anche la questione ambientale si è sentita di più, perché se voi pensate sul Bacchiglione per 50 anni non è mai stato fatto niente, a partire dal 2010 si è incominciato a capire che forse bisognava intervenire anche sui corsi d'acqua. Una delle grandi incompiute del Veneto è l'idrovia, che attende da decenni di essere completata. È una delle opere che meriterebbero una maggiore anche attenzione, che si riuscisse a portare a termine, perché svolgerebbe un ruolo importante per il nostro territorio. E come canale scolmatore, quindi come strumento, come mezzo attraverso il quale mettere in sicurezza il nostro territorio. Di certo servono soldi, la questione ambientale dovrebbe essere al primo posto tra le priorità nazionali, in cima ai pensieri del governo. Nella tragedia di quei giorni di 9 anni fa abbiamo però perfino dei ricordi positivi, la solidarietà, l'altruismo, la commozione, la speranza per il futuro. È il momento di fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta con la cronaca, andiamo a Cordignano nel Trevigiano con i banditi in azione. La scorsa notte hanno fatto esplodere il bancomat nella centralissima piazza del paese. Abbiamo sentito un botto e poi ci siamo affacciati dalla casa qua vicino, e anche altri vicini si sono poi affacciati e sono arrivati in piazza.
Residenti svegliati di soprassalto nel cuore della notte da un forte boato e scesi in strada per capire cosa fosse successo e quanto accaduto intorno alle 4 nella centralissima Piazza Italia a Cordignano. Banditi in azione, nel mirino il bancomat della Banca Popolare di Verona. Forse utilizzando una particolare miscela, la banda ha fatto esplodere la cassa continua, pochi secondi necessari però ad agguantare il denaro. Abbiamo visto una macchina nera parcheggiata di fronte alla banca. Una macchina nera, probabilmente un BMW basso. Abbiamo visto delle persone tutte coperte, vestite di nero, probabilmente anche con passamontagna, di fronte alla banca che si muovevano, anche uno forse con un estintore che ha fatto un po' di fumo e altre 2 persone che caricavano qualcosa in macchina. Una scena da film di fronte agli occhi increduli e spaventati dei cittadini. I banditi sono poi fuggiti a tutta velocità con i fari spenti. Ingente la somma che sarebbero riusciti a portare via ammonterebbe ad alcune decine di migliaia di euro. Immediato l'intervento dei carabinieri che stanno conducendo le indagini e che dovranno anche chiarire se la banda sia la stessa che qualche ora più tardi a Caneva ha tentato di far saltare il postamat senza però riuscirci. Sono stati recuperati 2 alpinisti bloccati da ieri a 2600 metri di quota sulla cima dei Preti in comune di Perarolo nel Bellunese al confine con la provincia di Pordenone. Si tratta di una coppia di 30enni padovani che sono stati raggiunti dagli uomini del soccorso alpino alla Via dei Triestini. I soccorritori partiti a piedi hanno affrontato un dislivello di 1200 metri per portare generi di conforto e abbigliamento ai 2 giovani che ora stanno percorrendo la via del rientro. La difficile operazione di soccorso è stata coordinata dal servizio di urgenza ed emergenza medica di Palmanova con l'aiuto e l'appoggio della protezione civile e dei carabinieri di Cimolais. Dal versante veneto in mattinata si erano mossi 12 soccorritori che nel pomeriggio, dopo aver ricevuto la comunicazione che i 2 alpinisti erano stati raggiunti, sono rientrati alla base. Zoccola, una sola parola su Facebook non censurata nel post a commento di un articolo sulla polemica inerente al voto di qualche giorno fa al Senato sulla commissione antirazzismo. Destinataria la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, autore del post il consigliere comunale di minoranza ed ex candidato sindaco di Santo Stefano di Cadore Roger De Bernardin. Tanto è bastato a scatenare l'ira dei deputati di Fratelli d'Italia Luca De Carlo e Marco Osnato. Il primo ha già attivato il prefetto di Belluno inviandogli lo screenshot del post perché mette in atto quanto di sua competenza, annuncia De Carlo, mentre il collega Osnato ne chiede le dimissioni. Chi si comporta in questo modo, scrivono i parlamentari, non può sedere in consiglio comunale. È un comportamento scandaloso, reiterato e intollerabile per un rappresentante istituzionale. Venezia presa d'assalto per il ponte di Ognissanti nonostante le condizioni meteo avverse. Respira l'economia, protestano i cittadini. In questo ponte di Ognissanti Venezia si conferma tra le mete turistiche più ambite e richieste del nostro paese. In 100.000, forse più, hanno preso d'assalto la città senza spaventarsi nemmeno davanti al freddo e alla pioggia. Così, per i disagi, immancabili le proteste dei residenti, stretti nella morsa turistica tra vaporetti strapieni e difficoltà a muoversi tra Calli e Campielli. Stiamo arrivando alla conclusione della stagione veneziana e anche il Ponte dei Santi si sta rivelando un buon momento per l'hotelleria a livello del Comune di Venezia. Prevediamo in questo momento un'occupazione del 90% circa. Il vicepresidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, Daniele Minotto, vede anche una percentuale in possibile miglioramento per le prenotazioni last minute che ormai vanno sempre più di moda. Attendiamo di avere i dati di consuntivo perché fino all'ultimo c'è ancora un po' di spazio da poter completare. Quindi lunedì prossimo sapremo esattamente, siamo convinti che potrà migliorare questo dato. La festività di Ognissanti segna in sostanza anche la conclusione del momento clou sotto l'aspetto della stagione turistica. Questo ponte chiude gli eventi importanti della città sicuramente e poi ci daremo appuntamento con quello che è il Natale e il Capodanno e poi la vera ripresa della stagione con il Carnevale. Nel bilancio finale la parte del leone la fa naturalmente sempre il centro storico. Gli alberghi di categoria più alta, 4 e 5 stelle, hanno fatto registrare durante l'anno il tutto esaurito nei momenti più importanti ed attesi come l'apertura della Biennale d'Arte, Regata Storica e la Mostra del Cinema al Lido. È davvero tutto, adesso previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buon sabato sera a tutti.
Bentrovati al meteo. La perturbazione insiste sul nostro territorio e nella giornata di domenica sarà ancora più intensa. Vediamo dunque il dettaglio del 3 novembre. Sul Veneto generali condizioni di maltempo con piogge diffuse e anche forti, specie sui settori montuosi. Migliorerà poi in nottata. Temperature in lieve aumento grazie ai venti di scirocco che soffieranno anche con una certa intensità. Valori minimi tra 8 e 11 gradi, massimi tra 12 e 17 gradi. Sarà instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, non cambia infatti la situazione, avremo precipitazioni ovunque e sarà alto il rischio di locali nubifragi. Temperature minime tra 10 e 14 gradi, valori massimi compresi invece tra 15 e 19 gradi. Non andrà meglio sul Trentino Alto Adige con rovesci e temporali come vediamo su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime comprese invece tra 12 e 13 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.